Viviamo terrorizzati, chiusi in casa. Non si può uscire così. Fa paura, altro che fa paura. Cose che succedono ma non dovrebbero succedere, dico io. Grazie. Sembra una zona tranquilla? Sì, beh, da noi qua sì, non mi pareva. Un episodio così non ricordo, forse mai successo per motivi, senza motivo, diciamo. C'è apprensione a Torreglia, ai piedi dei Colli Euganei in via Tobagi, dopo la violenta aggressione subita da un cinquantenne da parte di 3 giovani sui 18-20 anni. Una violenza brutale a cui ha assistito anche il sindaco Marco Rigato, che passava lungo via San Daniele, che si è fermato per prestare i primi soccorsi. Rientravo da casa e ho visto un attimo una scena e mi sono fermato perché è di una violenza inaudita e sicuramente da non accettare e da tollerare. Che cosa fosse avvenuto prima non lo so, probabilmente qualche screzio c'era stato qualche minuto prima, però l'atto con cui, voglio dire, questi 3 ragazzi si sono avventati, hanno gettato a terra e hanno preso a calci e a pugni questa persona è una cosa che non è assolutamente accettabile. I 3 giovani sono scappati a bordo dei loro monopattini, le forze dell'ordine però sono già sulle loro tracce. I filmati delle telecamere comunali sono già stati visionati per ricostruire l'identità dei 3 violenti. Ho messo a disposizione alle forze dell'ordine, che ringrazio anche per il tempestivo intervento, i filmati che abbiamo a disposizione delle telecamere. Io spero, voglio dire, che magari riescano a rintracciarli e a identificarli. Un altro caso di violenza giovanile che preoccupa per la frequenza e le dimensioni. Quello che ho vissuto domenica mi ha fatto alzare l'attenzione sicuramente, perché la violenza che è avvenuta in modo così veloce e inaudito non è tollerabile. Quindi sì, è il fenomeno di questi ragazzi che in qualche modo non riescono a capire che attraverso il dialogo si deve sempre ricostruire e cercare di risolvere le questioni, è una cosa che ci lascia tutti sicuramente sconcertati.